e matrimoni. Dopo il violento nubifragio che ha allagato parte di Chioggia e Sottomarina scoppiano anche critiche e polemiche da parte dei cittadini. Entro la fine dell'anno la situazione sarà sistemata, a dire il direttore generale dell'USL 3 Serenissima Giuseppe Dalben, sulla carenza di personale medico. E sulla carenza di medici interviene nuovamente anche il governatore Luca Zaia, che dice: facciamo lavorare i neolaureati. 21enne rapinata di pomeriggio sotto casa mentre va a fare la spesa, il ricercato le ha rubato la catenina con un prezioso pendente. Il Patriarca di Venezia, dopo il via libera del Vaticano, ha aperto un procedimento a carico di Don Antiga, ex parroco di San Giuliano. Grande successo nonostante la pioggia per la giornata della sicurezza e del soccorso organizzata dalla Proloco di Lido e Pellestrina. 80-65, niente da fare per l'Umana Reyer, battuta sul finale dal Cremona sul parquet del Palaradi. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Apriamo dunque con il maltempo che ieri ha interessato tutta la regione, particolarmente colpito anche il veneziano, soprattutto a Chioggia, con la situazione più delicata. È un maltempo che continua a non dare tregua, quello di un inizio maggio totalmente fuori dalle consuetudini meteorologiche del periodo, con temperature a picco e violenti nubifragi. Nel veneziano gli interventi dei vigili del fuoco si sono contati a decine, tra prosciugamenti, taglio d'alberi, rimozione di cornicioni e manufatti pericolanti nei comuni di Venezia, Spinea, Jesolo, San Donà, San Stino e Scorzè. A Favaro è caduto un albero in via Altinia, ma la situazione più pesante è quella che si è vissuta nel comune di Chioggia, colpito da un violentissimo acquazzone che ha completamente allagato diverse zone della città. Erano del 63 che non capitava così. 63? È stata la peggiore cosa che ci sia stata, peggio ancora. Io non ho mai visto l'acqua alta all'ospedale, ho 57 anni, mai vista, mai, una roba impressionante. Una delle zone più colpite è stato Borgo San Giovanni. C'è stato problemi là, è andata a fondo là, poi è andata a fondo i garage e qua era tutta alta. Non ha mai visto una cosa del genere? Mai visto una cosa del genere. Gli è venuta acqua nel negozio. Molti danni? No, per fortuna no, però ci mancava poco, prendeva i contatti elettrici. Ha avuto paura? Sì. Qui invece siamo in quartiere San Luigi. Qua da anni 3 volte abbiamo cambiato il parquet in palestra, perché la pioggia va dentro e va a finire dappertutto. Queste robe incredibili, abbiamo fatto domande in comune, abbiamo fatto domande dappertutto, nessuno ne dà retta. Si capisce che siamo su un altro mondo qua. Problemi anche a Sottomarina. Era piena di acqua che ha superato i marciapiedi, è andata giù al garage. Allagati non solo garage e negozi, qualcuno l'acqua se l'è trovata anche in casa, come Tidio Nordio, artista e comunicatore molto noto a Chioggia, che ha raccontato in diretta quanto accadeva nella zona di via Padre Emilio Venturini. La prossima settimana devono cominciare a svuotare tutti i tombini che ci sono intasati, perché io non faccio altro adesso in questi giorni di mostrare i tombini. E su quanto accaduto a Chioggia non sono mancate le critiche, le polemiche verso il comune. Sentiamo allora il sindaco Alessandro Ferro. Credo che localmente si sia scatenata un fenomeno anomalo e un acquazzone improvviso, una bomba d'acqua che nulla si poteva fare e prevenire o anticipare. Il nubifragio che ha allagato parte di Chioggia e Sottomarina è stato un evento eccezionale, afferma il sindaco Alessandro Ferro, che analizza quanto accaduto nelle ultime ore. Assieme all'acqua infatti sono anche piovute le polemiche, a partire dalla capacità di smaltimento di tombini che, spiega Ferro, sono dimensionati secondo una certa portata d'acqua e non possono certo smaltire una quantità di pioggia torrenziale come quella di sabato.
Penso che dovrà essere rimessa in discussione tutta la rete, che oggi è progettata secondo un quantitativo di acqua, diciamo, consolidato sulla base storica. Eventi eccezionali di questo tipo mettono in discussione tutta la nostra rete di infrastrutture. Il sindaco respinge anche le polemiche di fallimento del nuovo sistema di allerta comunale, un sistema che attraverso un'applicazione scaricabile sul telefonino avrebbe dovuto allertare i cittadini. In realtà il sistema non è stato attivato volutamente e per un motivo ben preciso. Dall'ARPAV l'allerta che c'era stata anticipata era di tipo giallo e quindi una soglia di attenzione. Annualmente riceviamo dalle 70 a 80 allarmi di tipo giallo, per cui attivarlo per ogni emergenza di questo tipo, per ogni situazione di questo tipo, mi sembra essere davvero un'esagerazione. Il nubifragio ha anche riacceso la discussione sull'iter di realizzazione del cosiddetto megatubo che, facendo defluire l'acqua verso il Brenta, salverebbe Sottomarina dagli allagamenti. È un'opera che si focalizza principalmente per quanto riguarda Sottomarina e il lungomare. Mancano 300 metri al suo completamento. Non è completata l'opera, ma funziona ugualmente perché funge da accumulatore. Il volume d'acqua può essere conservato all'interno del tubo stesso. Parliamo adesso di sanità con il problema della carenza di medici. Entro la fine dell'anno la situazione sarà sistemata, dice il direttore generale dell'USL 3 Serenissima, Giuseppe Dalben. Il personale medico attualmente manca, in particolare per alcune specialità, ma che a fronte di questa, tra virgolette, appunto, mancanza o carenza, la Regione del Veneto ha messo in atto tutte le procedure utili, necessarie per sopperire a tale carenza. Dopo le polemiche scatenatesi nelle ultime settimane sulla mancanza di personale medico nelle strutture sanitarie, il direttore generale dell'USL 3 Serenissima Giuseppe Dalben punta il dito contro il governo. È una situazione attualmente che necessita di interventi straordinari a fronte di una programmazione nazionale assolutamente errata. Per cui la Regione del Veneto e le aziende sanitarie della nostra Regione stanno sviluppando, oltre a quelle che sono le normali procedure concorsuali per l'assunzione del personale dipendente, tutta una serie di altre possibilità per poter appunto reperire il personale medico necessario a garantire le nostre attività all'interno appunto dei presidi ospedalieri. Poi la Regione del Veneto ci ha permesso di utilizzare gli specializzandi all'ultimo anno che possono appunto partecipare alle procedure concorsuali, possiamo utilizzare anche medici non specialisti e questo è molto importante e infine possiamo utilizzare i medici, come dire, pensionati, anche loro possono dare veramente un contributo importante e quindi abbiamo di fronte una serie di possibilità che ci possono consentire di far fronte a questa emergenza sanitaria dal punto di vista medico in particolare che abbiamo sul territorio. Attualmente manca il 10% del personale medico e infermieristico. Per il 2019 il fabbisogno previsto dei medici è di 1.200 unità, per gli infermieri 3.322, mentre per gli operatori sociosanitari 1.135. Su questo totale l'azienda sanitaria annuncia che coprirà entro l'anno 129 medici, 66 infermieri e 60 operatori sociosanitari. Entro la fine dell'anno, dichiara Dalben, si dovrebbe tornare a regime. Ci stiamo lavorando tutti, Regione in primis, Azienda Zero e tutte le aziende sanitarie al fine di poter fare con un grande gioco di squadra, di poter dare con un grande gioco di squadra le risposte che servono alla nostra gente. Dalben ha poi voluto sottolineare come non ci sia alcuna volontà di favorire il sistema privato convenzionato rispetto a quello pubblico per quanto riguarda la dotazione dei posti letto. La Regione del Veneto ha una rete di strutture pubbliche molto più importante rispetto a quelle private, in particolare qui nell'USL 3 Serenissima fate conto che abbiamo nelle strutture pubbliche più di 1500 posti letto a fronte di 560 posti letto nelle strutture private, quindi c'è questa assoluta volontà di mantenere un sistema sanitario pubblico regionale forte. E sul tema è intervenuto anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Guardi, lo ha detto il direttore generale di questo USL, che il personale qui, tranne i medici, non manca, anzi la dotazione c'è tutta rispetto alla pianta organica. Mancano 1.300 medici in Veneto, ne mancano 56.000 in Italia e quindi dare la colpa al Veneto vuol dire proprio essere in cattiva fede. La verità è un'altra, la verità è che noi abbiamo fatto una legge per portare i neolaureati in corsia e abbiamo un sacco di opposizione e quindi piuttosto facciano le proteste contro chi si
oppone al fatto che i nuovi laureati entrino in corsia. Siamo alla cronaca, è sotto shock la comunità di dolo per la morte prematura di Sara Rizzi, una bimba di 11 anni deceduta a causa di una forma rara di tumore alla spina dorsale che in pochi mesi se l'è portata via. La diagnosi lo scorso settembre, la bambina era stata subito sottoposta a chemioterapia seguita dall'ospedale di Padova. La famiglia aveva consultato anche alcuni specialisti statunitensi, ma la forma tumorale era stata definita estremamente rara. Venerdì il suo cuore ha smesso di battere. Sara lascia la mamma, il papà, la sorella di 16 anni che non l'hanno mai lasciata sola un istante nella lotta contro il male. I funerali della bambina saranno celebrati domani alle 15:30 nel Duomo di Dolo. E torniamo a parlare della vicenda che ha tenuto banco per molti mesi, quella di Don D'Antiga. Il patriarca di Venezia ha infatti aperto un procedimento a suo carico. Lui mi ha risollevata, ho trovato la forza di andare avanti perché non ci riuscivo, ero a terra. Io vorrei avere il diritto di avere Don Massimiliano. Le numerose proteste dei fedeli anche davanti al patriarca con tanto di lettera e raccolta firme al Papa non sono state sufficienti per riavere Don Massimiliano d'Antiga, trasferito lo scorso dicembre dalle parrocchie di San Giuliano e San Salvador alla vicinissima Basilica di San Marco. In questi mesi i colloqui e gli scambi di lettere di richieste all'obbedienza dovuta da un sacerdote al suo vescovo non hanno portato a nulla. Per questo il patriarca Monsignor Francesco Moraglia l'ha chiamato a colloquio per notificargli, dopo il via libera del Vaticano, l'apertura di un procedimento canonico extragiudiziale che potrebbe portarlo alla dimissione dallo Stato laicale. Si rende noto, si legge nel comunicato del Patriarcato, che in costante dialogo con gli organi competenti della Santa Sede, dopo sofferta e ponderata valutazione dei fatti, si è dovuto provvedere ad avviare un cammino di ulteriore discernimento, disponendo un percorso extragiudiziale canonico per giungere a una serena valutazione dei fatti, anche con il chiarimento di comportamenti ed eventuali responsabilità, tutelando i diritti di tutti i soggetti interessati. Ora una commissione prenderà in mano il fascicolo per decidere il destino di Don Massimiliano. Quando il parroco fu sollevato dall'incarico di guida pastorale delle due parrocchie, dopo le tante proteste dei fedeli, Don D'Antiga aveva respinto sia il nuovo incarico che comunque non gli avrebbe precluso di seguire il gruppo dei genitori con un figlio in cielo a cui aveva dato vita lui stesso, nella proposta ritenuta offensiva di vivere un ritiro spirituale. Di qui la decisione di un procedimento. Un'altra rapina a Mestre è successo venerdì verso le 18, vittima una studentessa di 21 anni danese che era sotto casa in via Genova, scesa per andare a fare la spesa quando ha sentito delle mani stringersi intorno al collo. Ha dovuto chiedere aiuto ad un'amica per chiamare la polizia perché non parla bene italiano e poi ha raccontato agli agenti della volante l'aggressione subita. Pensava che il rapinatore volesse un'informazione e invece puntava alla collana d'oro con pendente, un oggetto prezioso dal quale non si separava mai dal valore affettivo molto elevato. Ai poliziotti la ragazza ha fornito una descrizione del rapinatore, in particolare soffermandosi sull'abbigliamento. È da sperare che qualche telecamera in zona possa averlo ripreso. La 21enne ha anche descritto il gioiello che le è stato rubato e che con ogni probabilità il malvivente tenterà di collocare in qualche compra oro della città. Voltiamo pagina, siamo alla nostra rubrica, lo dico ad Antenna 3, dal nostro ultimo servizio lungo il passaggio pedonale di via San Rocco a Mestre qualcosa si è mosso, ma segnala un residente non è ancora sufficiente. Sentiamo perché. A distanza di alcuni mesi la situazione del passaggio pedonale di via San Rocco a Mestre tra la torre e il municipio è stata risolta parzialmente, dichiara un residente, perché mancherebbe ancora un aspetto fondamentale su cui intervenire. I lavori sono stati eseguiti appunto tempestivamente per quanto riguarda la pavimentazione di questo passaggio pedonale, a parte che guardando bene si è già rotto, nel senso che qui passano mezzi pesanti anche a una certa velocità, perciò il transito è deleterio per questa tipologia di pavimentazione, ma soprattutto il problema è che bisognerebbe differenziare il passaggio pedonale dall'area pedonale di Piazza Ferretto e di via Palazzo, perché come l'altro giorno un signore transitava da Piazza Ferretto a via Palazzo, naturalmente col telefonino acceso, e non si è accorto che questa è una strada, non è la continuazione dell'area pedonale di Piazza Ferretto e via Palazzo, perciò bisogna cambiare colore di piastrellatura oppure mettere un semaforo
a richiesta eventualmente, perché qui veramente un giorno o l'altro qualcuno ci rimette le penne. Basta percorrere qualche metro e in via Giordano Bruno c'è un altro problema che secondo questo e altri residenti l'amministrazione dovrebbe affrontare. Qui c'è uno stop dove, come il codice della strada ci impone, dobbiamo fermarci anche se non c'è nessuno che transita. E invece sistematicamente 9 automobili su 10 si fermano sopra le strisce pedonali. L'altro giorno transitava una signora anziana e l'autovettura si è fermata proprio sopra le strisce e sta signora spaventata è caduta per terra. Per fortuna non ci è scappato il morto. Di qui una chiara richiesta. Se gli automobilisti non hanno questa attenzione con questo stop, un'amministrazione seria deve prendere dei provvedimenti. Noi appunto come cittadini, come residenti, abbiamo chiesto eventualmente di mettere un dissuasore 4-5 metri prima dello stop, in maniera che obblighiamo gli automobilisti a rallentare perlomeno, non che si fermino sopra le strisce. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi. Rieccoci in diretta con la politica per parlare di elezioni europee. La coordinatrice azzurra del Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino, candidata con Forza Italia nella circoscrizione nord-est, punta ad andare in Europa, spiega, per aiutare gli enti locali a reperire i fondi necessari. Lo slogan è Europa in comune, con la E e la C maiuscoli. Sandra Savino, deputata di Forza Italia, ha ben chiaro quello che è il suo obiettivo nel caso il voto del 26 maggio la porti a sedere nel Parlamento europeo. Il mio impegno in Europa sarà proprio quello di mettere in collegamento diretto i comuni con i fondi comunitari. Una carriera politica, quella di Sandra Savino, che l'ha portata a ricoprire il ruolo di assessore alle finanze della regione Friuli Venezia Giulia e prima ancora quella di assessore nel comune di Trieste. Un contatto diretto quindi con la gestione degli enti locali e con uno dei problemi più sentiti, il reperimento di risorse. Al momento, spiega la deputata di Forza Italia, l'unico luogo dove possono essere recuperate risorse, vista la scarsità nel nostro paese, è l'Europa. Il mio impegno è quello di far sì che i comuni, soprattutto i comuni, si dotino di personale, di possibilità e di strategie atte a portare più finanziamenti possibili sul proprio territorio. Ciò vuol dire maggior benessere per i cittadini, possibilità di adoperare questi fondi in vari settori. Una notizia di cronaca che leggiamo dal sito di Venezia Today, scoperto con l'eroina addosso in zona stazione, pusher arrestato, ha tentato di fuggire alla vista di una volante della polizia ma è stato preso poco dopo. Gli agenti l'hanno notato sabato mattina nel corso dei pattugliamenti nell'area di via Piave della stazione di Mestre. Il sospetto, in sella ad una bici, vedendo gli uomini in divisa, ha imboccato velocemente il sottopasso dirigendosi verso Marghera. E siamo adesso al tema della sicurezza, con il grande successo, nonostante la pioggia, della giornata della sicurezza appunto e del soccorso organizzata dalla Proloco di Lido e Pellestrina, è arrivata alla sua 4ª edizione. La pioggia non è riuscita a fermare un grande successo. Più di 200, tra volontari e rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, hanno partecipato alla 4ª edizione della giornata della sicurezza e del soccorso al Lido di Venezia. La manifestazione è stata promossa dalla Proloco del Lido e Pellestrina con il coordinamento di Barbara Pitteri e della vicepresidente Elena Costantin e la partecipazione di tutte le forze dell'ordine e delle associazioni impegnate a promuovere il soccorso e la sicurezza per terra e per mare. Una mattinata aperta dalla corsa dei ragazzi delle scuole medie. Per tutta la giornata, nonostante il maltempo, in riva a Corinto, sul lungo laguna di Città Giardini, è stata allestita una sorta di grande villaggio del soccorso, con mezzi in esposizione e dimostrazioni. Commovente la performance dei cani di salvamento in acqua. I cani antifedeli artificiali, la unità cinofila dei carabinieri, della Guardia di Finanza e cani antidroga. La Protezione Civile Città di Venezia sta dimostrando ai bambini come spegnere un incendio con gli idranti e la giornata continuerà così. A portare il saluto a tutti i partecipanti il nuovo questore di Venezia Vittorio Mascio Pinto e l'assessore comunale alla sicurezza Giorgio Deste.
Siamo allo sport, basket, l'Umana Reyer perde a Cremona, la penultima partita di regular season, ora gli uomini di coach De Raffaele si preparano ai playoff. L'Umana Reyer cade a Cremona 80-65 e perde il secondo posto che va proprio ai lombardi, usciti vittoriosi da quello che era una sorta di spareggio ad un solo match dalla fine di una regular season che gli orogranata termineranno al terzo posto. È una partita giocata a viso aperto tra due squadre che soprattutto hanno fatto della fisicità tutto il leitmotiv di questa partita, con tanti contatti, con punteggi diciamo fino a quasi alla fine bassi. Noi abbiamo giocato una partita credo abbastanza solida per più di 3/4, fino a quando poi abbiamo trovato un po' di continuità nel far canestro, mentre nel quarto quarto per noi è diventato molto difficile far canestro, soprattutto con tanti tiri anche aperti, mi viene in mente quello di Bramos, tanti passaggi dentro a Mitchell Watt, Austin Day, mentre Cremona è stata molto brava a trovare due canestri importanti con Ricci che hanno un po' aperto la partita. Un match che finirà negli annali per l'impresa di Bramos, che ha eguagliato il record di triple in maglia Reyer di Drazen Dalipagic, ma anche un match che è stato molto più combattuto di quanto racconti il punteggio finale e che a metà terzo quarto gli orogranata si sono trovati a condurre 44-51. Qui è mancata qualcosa, ma persino le sconfitte possono essere utili se si è in grado di fare tesoro di ciò che non è andato e fare in modo di non commettere più certi errori. La cosa che non mi è piaciuta assolutamente è che quando poi si è alzata l'intensità abbiamo perso anche il filo negli ultimi 4 minuti, 3 minuti il filo sul quanto riguarda per esempio la differenza canestri, perché comunque era una cosa che potevamo difendere, se non altro perché è importante avere questa mentalità. Certamente è stata una partita dura che Cremona ha vinto con merito, dobbiamo certamente migliorare alcune cose, rimboccarci le maniche e pensare alla prossima partita, che sarà l'ultima di questa regular season, e poi inizieranno i playoff. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 in studio Carlo Cardona, candidato di Casa Pound alle europee, e Antonio Candiello, candidato sempre alle europee ma con il Movimento 5 Stelle. E poi a seguire alle 21:15 torna come ogni lunedì in diretta in prima serata Ring, la politica alle corde, in studio candidati alle elezioni europee del 26 maggio, Sandro Savino per Forza Italia, Fausto Pozzobon per la sinistra, Achille Variati per il Partito Democratico, Gian Antonio D'Arè per la Lega e Antonio Candiello per il Movimento 5 Stelle. È tutto con l'edizione veneziana, ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Ben ritrovati al meteo. Aumenta temporaneamente l'alta pressione, dunque bel tempo almeno nella giornata di martedì, perché poi si affaccerà una nuova perturbazione. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime comprese invece tra 14 e 19 gradi. Prevalenza di sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo sarà sereno salvo per occasionali annuvolamenti sui settori montuosi ma senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso e con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime invece sui 17 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.